Va subito ad Antonia Bertocchi per parlare con lei. 02 66 20 35 29. Parla pure Antonia, ti interromperò quando arriveranno le chiamate. Grazie, grazie. Sì, cari amici, buongiorno e buona padrina a tutti. Oggi riprendiamo il discorso sull'importante ruolo svolto dalle donne a favore dell'evoluzione culturale e sociale della specie umana, a cui ho dedicato la pagina Facebook del femminismo antropologico che vi invito a visitare e che sta avendo migliaia di visualizzazioni. E partiamo con il tema delle croci rossine. Chi ha fondato la Croce Rossa? Come è nata? Ecco, se noi consultiamo la letteratura di riferimento e anche le pagine wiki dedicate che spiegano le origini, la storia della Croce Rossa italiana, vediamo che la sua fondazione viene attribuita a Henri Durand, un filantropo ginevrino, ispirato dall'eroico esempio delle donne di Castiglione delle Stiviere, dove, come sappiamo, avvenne una vera e propria carneficina. E il Durand promosse le vicende della sua istituzione. Ecco, ma una cosa è certa: il principio di aiutare tutti i feriti, compresi i nemici, viene risolutamente stabilito per iniziativa delle donne di Castiglione al grido di tutti fratelli. E qui sento il dovere di porre rimedio a quella che è stata una vera e propria rimozione, una delle tantissime, da parte della cultura dominante, dell'importante ruolo che le donne hanno, insomma, in tanti campi. E quindi segnatamente in questo, ecco. Vediamo allora come sono andate veramente le cose. Il 24 giugno del 2009 è stato celebrato in pompa magna a Solferino e San Martino il 150° della battaglia del 24 giugno 1859. Nell'occasione il dottor Albanese, che si occupava di ambiente per la regione Lombardia, impegnato sul fronte per il pacifismo, convinto che sulla nascita della Croce Rossa sia stato dato troppo spazio a Henri Durand e troppo poco a chi lo ispirò, aveva sottolineato il ruolo delle donne lombarde che soccorsero i feriti di quella carneficina di 150 anni fa. Ha chiarito che Durand merita senz'altro un monumento, ma per quello che fece dopo il giugno 1859 con la costituzione della Croce Rossa, non tanto per quello che fece in quei giorni, perché in quei giorni furono le donne lombarde a ispirare Durand e non viceversa. Donne come Franca Desenzani Bertasi, Elena Pastori Beschi, Isabella Arrighi, le sorelle Carolina e Luisa Pastorio, che a Castiglione delle Stiviere, assieme a tante altre compaesane, soccorrevano i feriti al grido di tutti i fratelli. E invece, in uno sceneggiato TV finanziato con fondi europei e uscito nel 2006, Red on the Cross, rosso sulla croce, quel grido viene addirittura messo in bocca a Durand, sulla base delle corrispondenze dell'epoca, degli inviati di New York Times, Journal de Toulouse, London Times, Journal de Genève e altri. Una solidarietà spontanea è stata quella delle donne di Castiglione, ma anche dei paesi vicini e delle città di Brescia, Milano, Bergamo, Como, Cremona, Monza e di altre città lombarde, che accolsero 70.000 feriti. Si spartirono i 70.000 feriti di quella battaglia, che fece quasi 30.000 morti. E secondo appunto Albanese andrebbe onorata con un parco europeo della pace. All'Albanese poi ha pubblicato un'opera, un libro, Il Roseto della Pace, le donne lombarde nel 1859, edizioni Il Cartiglio Mantovano. Ora, non è una semplice coincidenza, come potrebbe sembrare, che la Croce Rossa in campo bianco sia identica a quella dello stendario del Carroccio. Infatti il Carroccio, tra le molte importanti sue funzioni, come punto di riferimento militare, tattico e strategico, di chiamata raccolta, di cappella militare per il servizio religioso, rivestiva anche il ruolo di infermeria di campo. Riferisce lo storico Tamburini che vicino al Carroccio si portavano i feriti sicuri di trovarvi ogni soccorso, lontano da ogni pericolo, e il Campi spiega che vi si rifugiavano quei soldati che, stanchi dal lungo combattere e superati dalla moltitudine e valore dei nemici, erano sforzati a ritirarsi.
E Lastegiano aggiunge che un medico di cranio e ossa deve essere sempre presente sul carroccio che va in battaglia, mentre il Bravo descrive i presidi sanitari. Sul grado inferiore del carroccio erano alla parte di dietro fermate alcune casse piene di fila, di fasce, di pannolini, di unguenti e di quanto fosse utile ai feriti. Ad ambo i lati poi erano disposti sedili per sacerdoti, medici ufficiali. Dulcis in fondo colgo l'occasione per precisare 2 punti. Innanzitutto, la Lega Lombarda non nacque a Pontida ma a Cremona l'8 marzo del 1167, ben 950 anni fa, quando alcune città della Lombardia, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, stesero un patto di reciproca difesa. Il patto nasceva proprio dalla delusione di Cremona, che fino ad allora era stata una delle città più fedeli all'imperatore Federico Barbarossa. Cremona si sentiva tradita perché l'imperatore non era più intenzionato a sostenerla militarmente nelle lotte contro Crema e Milano e anche per l'esagerata pressione fiscale sulle casse comunali, che pure erano pingui. Da qui probabilmente la leggenda di Zanen della Vala. Ed è lo stesso Barbarossa in Querimonia contra Cremonenses ad indicare Cremona quale artefice della Lega Lombarda. Solo nel 1503 il Corio introdusse la leggenda del giuramento di Pontida del 7 aprile 1167. Anche se non è improbabile che uno dei numerosi parlamenti avesse luogo proprio in quella località, ma non ne abbiamo testimonianza storica. L'equivoco ci testimonia la superficialità dell'istruzione scolastica. Altra doverosa precisazione riguarda il carroccio di Cremona. È il carroccio sottratto dai cremonesi ai milanesi sconfitti alla battaglia delle Bodesine del 1213 e i suoi scanni resti consistono in un quadrilatero di legno di 196 cm x 328, misure non certo rispondenti a quelle del carroccio da battaglia, da sempre descritto da tutti come possente e carico di personale militare, sanitario e quant'altro. Di che cosa si tratta allora? Ebbene, le antiche raffigurazioni del carroccio, quello da battaglia, lo associano ad un carroccio molto più piccolo, destinato a trasportare la campanella. Se si scorrono le pubblicazioni che riportano le stampe, che raffigurano il carroccio, i carrocci che si usavano, come erano fatti, eccetera, nelle varie città, si vede che molto spesso accanto a quello grosso c'è quello piccolo. Infatti sembra che questa sia la prima forma del carroccio usata dal vescovo milanese Ariberto d'Intimiano tra gli anni 1037 e 1039. Consisteva in un piccolo carro con campanella a gonfalone, che in seguito accompagnò quello da battaglia, forse perché molto agile e in grado di raggiungere rapidamente gli schieramenti più lontani, che la campanella sul carro maggiore non poteva raggiungere, perché il suo suono veniva soverchiato dai clamori della battaglia, no? E quindi, senza nulla togliere al ruolo che certo Pontida svolse, lì bisognerebbe andare a fare degli studi sulle tradizioni orali che hanno portato alla leggenda, campo aperto di studi, e senza sottovalutare l'importanza che il nostro carroccio ha per noi cremonesi, tengo a precisare che il sacro suolo di Pontida non perde certo ventura, ma anzi la rafforza, perché sul sacro pratone la Lega Lombarda è risorta con rinnovato slancio. La Lega Lombarda è nata una seconda volta sul pratone di Pontida, e quindi per una rivoluzione, certo, per una guerra, una rivoluzione, ma pacifica, che porta avanti comunque tra millesimi e pericoli un arduo discorso di ideali e progetti identitari, culturali, sociali e politici. E la riflessione che viene spontanea è che se una leggenda ci ha potuto ispirare tanta passione, ci auguriamo che altrettanto possa fare la verità storica, ristabilita, e che anche la Lega di Cremona riesca ad occupare il posto che le compete nella difficile lotta che ci impegna sempre di più per la difesa dei nostri valori identitari, che richiede la collaborazione di tutti.
Ecco, io adesso, se c'è qualcuno... Antonia, continua pure a parlare, molto interessante, ti interromperemo noi dalla regia. Ecco, sì. Allora, focalizziamo un attimo l'attenzione su queste donne, perché effettivamente furono molto eroiche. Per esempio, si è ricordato nella commemorazione che la vivandiera ambulante Serafina Donadevi, decorata con la medaglia d'argento al valore militare, perché aveva prestato utilissimi servigi ai feriti, dissettandoli e medicandoli sul campo stesso di battaglia, sotto l'azione del loro fuoco nemico. È lo stesso Durant a dettagliare l'impegno, ad apprezzare l'impegno delle donne, e dice che quando un convoglio arriva salgono sulle vetture, sostituiscono le compresse, lavano le ferite con infinita amorevolezza. Bisogna mettere in evidenza, è stata messa in evidenza la solidarietà e anche l'interclassismo di questa solidarietà femminile, che c'erano donne del popolo, ma c'erano anche nobili che operavano vere e proprie metamorfosi nelle loro abitazioni e accoglievano nella loro abitazione, diventavano infermiere per soccorrere nel modo migliore i feriti. E tra di esse ci ricorda Erminia Bongiorno Cheli, vengono ricordate Luisa e Carolina Pastorio, che aspettarono in ridurre nella loro casa situata accanto al Duomo di Castiglione. Molte donne cambiarono il loro tenore di vita, dimenticando altre comunità. E oggi, a 150 anni da quei tragici eventi, la sezione della Croce Rossa di Castiglione è rimasta una delle più attive a livello nazionale. Questo fatto della Croce Rossa, perché poi noi sappiamo che la Croce Rossa è diventata un'istituzione a livello mondiale, chi l'ha fondata? L'hanno fondata, le Croce Rossine sono state queste donne padane della bassa padana mantovana, e che poi dopo anche tutte le altre di tutte le città che si sono aperte all'ospitalità. Ecco, il grido tutti i fratelli, da cosa nasce? Hanno visto uno spettacolo pazzesco, mostruoso, di una gioventù, giovani, migliaia di giovani nel fiore degli anni, tutti massacrati, che urlavano, che gridavano per il dolore, e così hanno pensato che non aveva nessuna importanza se vestivano una casacca piuttosto di un'altra casacca, e che la cosa più importante in realtà era quella di dare soccorso a tutti. Ecco, questo è il senso del discorso, questa cosa che differenzia tante altre associazioni che pure si prodigavano ovviamente per il soccorso dei feriti, ma in questo caso è un senso ecumenico, universale di solidarietà. Si è pensato che lo spirito filantropico di fratellanza e di solidarietà abbia le sue radici nell'influenza di San Luigi Gonzaga, patrono del paese e della gioventù mondiale, che ha spiegato per l'occasione della commemorazione il sindaco Erminia Bongiorno Cheli, vice sindaco, che ha lasciato tracce profonde, secondo lei, questa eredità di San Luigi, questa eredità di generosità. San Luigi Gonzaga morì giovanissimo di peste proprio perché si prese cura degli appestati ed aveva un ruolo di primo piano la madre in questa sua dedizione, capacità di dedizione, l'educazione materna, la madre Marta Tana. Ecco, abbiamo anche numerosi altri esempi di filantropia, di benefattori, di sacerdoti generosi, non so, Don Bosco, tantissimi altri. Però bisognerebbe anche approfondire, e questo vedremo di farlo prossimamente, se vi interessa il discorso, a che cosa a sua volta si riferiva, da che cosa a sua volta derivava questa generosità
dello stesso San Luigi Gonzaga, di sua mamma e di tante altre madri che educavano i figli a questa generosità e questo rispetto rispetto universale nei confronti degli altri. Rispettare l'essere umano in quanto tale non è un concetto così scontato come a volte si pensa, e probabilmente sia lo stesso Carroccio che questa idea di fratellanza universale hanno delle profonde radici, tutte da indagare, ma io penso altamente probabile, nella cultura celtica, perché non dimentichiamo che le donne dei Celti, vero, seguivano, quando i Celti si spostavano da una regione all'altra, si spostavano con i carri, con le donne, con i bambini, un po' come facevano i pionieri in America che andavano alla conquista del West, e anche lì deve esserci una radice di questo tipo, e quindi queste donne erano pronte sia ad impegnarsi sul lato della battaglia, proprio prendevano la spada, e se arrivava qualcuno lì a disturbare, gli piantavano una spadata sulla testa, e poi avevano il cuore molto forte, perché ovviamente per resistere a tutti questi pericoli si selezionavano solo le donne più forti. Ma erano sicuramente anche, perché c'erano le medichesse, no? Quelle che poi sono state chiamate le medegune, e quindi queste erano sicuramente in grado, perché poi l'acido acetilsalicilico da cui deriva l'aspirina deriva appunto dalla cultura celtica, della farmacopea dell'acido salicilico, quindi c'era anche probabilmente dei rudimentali, possiamo dire, ospedali da campo, dove le donne svolgevano sicuramente un ruolo molto importante nell'assistere i feriti, e non mi meraviglierei che assistessero anche i feriti anche dei nemici. Questo è è un discorso che naturalmente penso che possa ispirare anche un certo interesse da parte nostra e anche ulteriori ricerche, no? Coinvolgere un po' gli ascoltatori in certe curiosità, e magari mettersi un po' a spulciare i libri, a guardare. Queste notizie sono state raccolte da diverse pagine web, alle parole chiave, e realmente le notizie storiche citate, sia per quanto riguarda le stampe, per quanto riguarda gli autori antichi, sono state raccolte nell'opera di Giovan Battista Fasani, Il Carroccio nelle stampe, un simbolo del comune nella Padania medievale, Turris, editrice Cremona 1996. Segnalo anche l'opera Il Carroccio di Cremona, storia e leggenda di un simbolo cittadino, Bolis Edizioni, Assano San Paolo, Bergamo 2011. E quest'opera fu presentata a Cremona alla presenza del governatore Maroni e dell'assessore Cappellini nel 2011. E niente, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Io avevo lasciato un po' di tempo proprio per questo motivo, no? Perché dico, se qualcuno vuole intervenire, perché era successo precedentemente che, avendo impegnato tutto lo spazio, poi alla fine c'erano delle persone che avrebbero voluto intervenire e non ne avevano avuto la possibilità. Ecco, adesso questa possibilità esiste, e quindi non so, c'è qualcuno lì adesso? Ecco, non so. A che punto siamo con il tempo? Abbiamo ancora 5 minuti, Antonia. Sì, va bene. Ecco, alcune di queste pagine sono una intitolata La straordinaria solidarietà delle donne di Castiglione, è una pagina del 23 giugno 2009 e la potete trovare su internet. Un'altra molto importante che riassume e spiega molto bene è l'articolo Le donne lombarde prime croce rossine, che è un articolo ad opera di Luca Angelini, che era stato pubblicato sul Corriere della Sera proprio nella stessa data, e intitolato Le donne lombarde prime crocerossine.
C'è anche stata, visto che c'è tempo, bisogna ricordare anche che comunque la prima Croce Rossina, diciamo, andando sempre a cercare in senso assoluto, no? Si va sempre indietro per trovare le radici di tutto, fu Florence Nightingale, che era nata a Firenze nel 1820 e morta a Londra nel 1910. Era una giovane inglese di buona famiglia che aveva rinunciato agli agi della sua condizione sociale per dedicarsi all'assistenza dei malati. Non sappiamo se la sua dedizione fosse all'insegna di una dedizione, come dicevo io, universale ecumenica verso anche i nemici, però nel 1854 era scoppiata la guerra di Crimea e quindi Florence aveva offerto al ministro della guerra inglese di mettere la propria esperienza al servizio del personale sanitario dell'esercito, insieme a 38 infermiere da lei stesse istruite, e quindi si era recata a Scutari presso il Barrack Hospital. La Flores ha dovuto combattere contro i pregiudizi e l'ostilità dei medici militari, che i soliti pregiudizi, no, contro le donne, che erano ostili, ma alla fine, appoggiata all'opinione pubblica inglese, riesce a imporre la sua linea e riorganizza l'assistenza agli infermi. Diciamo che invece, per quanto riguarda l'azione delle donne padane, non c'è stata alcuna diffidenza da parte degli uomini verso di loro. Quindi questo significa che c'era una consuetudine, loro hanno agito in base ad una cultura proprio dell'accoglienza, della solidarietà e diciamo anche appunto della pace universale che si cerca sempre di inseguire, ecco. Infatti i nostri ideali sono ideali pacifici e questa lotta che ci impegna, che il nostro movimento è impegnato in una lotta lì, ha riscoperto Pontida, ha rifondato Pontida proprio per un nuovo modo di concepire la rivoluzione, una rivoluzione che comunque non è probabilmente meno gravosa, meno impegnativa di quella di prima, è sicuramente molto più impegnativa da tutti i punti di vista, ecco, e che richiede, come dicevo, la collaborazione di tutti. E chissà che un giorno Cremona possa celebrare questo anniversario, il 950esimo dalla fondazione della Lega Lombarda, l'8 marzo del 2016. Ed ora non so se non c'è più nessuno. Siamo arrivati ai saluti, Antonia. Siamo arrivati ai saluti, allora ringrazio per l'accoglienza, ringrazio per l'ascolto e metterò la trasmissione sulla pagina del femminismo antropologico, sulla mia pagina Facebook, sulla pagina delle donne padane federali, in modo che chi non ha potuto seguire o chi non ha potuto intervenire possa intervenire lì, insomma, collaborare lì. Io mi rendo conto che queste trasmissioni sono molto dense di contenuti innovativi e quindi le persone ascoltano, poi dopo rimangono un pochino stupite e magari non se la sentono di intervenire, preferiscono magari riflettere con calma da sole e poi spero possano anche collaborare nelle diverse pagine appunto che io ho preparato allo scopo. Quindi grazie a tutti, Padania libera sempre. Buona Padania a tutti e alla prossima. Avete ascoltato Donne Padane,